Mister Francesco La Rosa per la Venere in bikini, vincente in maniera nettissima in questa notte della Stella Azzurra contro Tony Ponzi Investigazioni per 11-0. Mister, una partita pure difficile da commentare perché funzionava tutto, dal primo all'ultimo minuto parlavamo di una squadra che stava prendendo forma, adesso è difficile fermarvi addirittura. È una squadra che ha preso all'inizio, logicamente l'abbiamo dovuta formare. In questo momento la squadra è al completo e credo che si è visto già da 4 partite che la squadra comincia a girare. Credo che se continuiamo così possiamo puntare ai playoff e in quel momento saremo una mina vacanti per tutti quanti. Sarà appunto difficile affrontarvi perché avete battuto il Cottini, pareggiato con Roma Calcio 8 Eurobet, che sono tra le formazioni più in forma, ma una scoppola del genere a Tony Ponzi Investigazioni non era riuscita a darla a nessuno. Una squadra molto, molto orgogliosa quella che avete affrontato oggi in casa, seppur con voi avete dimostrato che pur cambiando tanto durante la partita il risultato del gioco sempre arioso e palla a terra non cambiava. Come hai detto tu, ammettiamo che a loro ne mancavano 3-4 pedine sicuramente fondamentali, erano in 8, in 9, i cambi non l'avevano e quindi logicamente l'abbiamo presa anche sulla stanchezza. È una squadra organizzata, ma stasera, come avete visto, la mia squadra ha giocato a livelli altissimi. Ripeto, una squadra che se continua così potrebbe puntare in alto. E Coppa Italia contro il Cotton Club e prossima di campionato contro il De Angelis sono obiettivi da vedere adesso con l'ottimismo di chi ha tante anche frecce da scoccare. Una di ritorno potrebbe essere Mirko La Rosa, appunto, che dovrebbe tornare dall'infortunio che lo tiene da un po' fuori dai campi. Può dirci qualcosa al riguardo? Mirko è stato operato oggi, credo che questo campionato sarà difficilmente vederlo in campo. Speriamo, sono stato operato al menisco, speriamo che gli ultimi 3-4 partite. La partita col Cotton è sicuramente la più difficile, il Cotton è una grande squadra, noi faremo come ha visto stasera il nostro. Se girano tutti quanti daremo filo da torcere anche al Cotton. Complimenti e in bocca al lupo a Mister La Rosa.